Prima di tornare a parlare al femminile, ci sono anche diverse questioni che noi abbiamo affrontato. Volevo un po' chiudere anche il capitolo con Maurizio Antonini, perché siccità è un problema, abbiamo visto che ci sono possibili soluzioni. Ricordiamo poi tra l'altro che ci sono paesi che vivono perennemente in carenza d'acqua per la loro ubicazione, per cui hanno trovato delle soluzioni, se non altro imitare, mutuare quello che è stato fatto. È così costosa la desalinizzazione? Sì, è molto costosa, però bisogna capire se conviene oppure no, nel senso che in base anche al costo, perché poi alla fine ci sono anche i pannelli fotovoltaici, quindi i costi devono essere ben chiari, ma la domanda è: vogliamo avere un ambiente, un territorio sano e quindi vegetale che viva, o abbiamo necessità di avere la desertificazione? Perché questo è l'altro aspetto che noi dobbiamo. E quanto costa avere questo? Penso che la desalinizzazione vada su questo aspetto, cioè mantenere dei territori che oggi producono ma soprattutto danno anche vita, e quindi dare la possibilità alle aziende ma di interi territori di avere acqua potabile penso che sia un elemento sicuramente importante. Altra problematica sono, come sempre, per certe zone, visto che lei si occupa anche del territorio padovano, i cinghiali, e non solo Padova, continuano ad insistere, come anche altre specie nelle zone montuose. Abbiamo tutto il territorio dell'altopiano, della Lessigna, i lupi. C'è diatriba al riguardo, ma questo dà fastidio agli agricoltori da un lato per i cinghiali e agli allevatori per anche le altre specie. Guardi, su questo noi e tutte le organizzazioni agricole siamo molto arrabbiati su tutto ciò, perché oggi la fauna selvatica, lo ripetiamo, è un grosso problema, perché prima c'era la necessità della gestione, oggi c'è la necessità di gestire gli agricoltori che fanno attività agricola, perché se non si interviene nella fauna selvatica, nel giusto equilibrio tra le specie selvatiche e il mondo dell'agricoltura, e non si interviene nel giusto equilibrio, c'è un grosso problema, perché poi gli agricoltori per un anno esistono, per 2 anche, ma il terzo a chi conviene oggi andare in malga a essere attaccati continuamente dai lupi e di avere uccisioni per le vacche da latte o i bovini? Gli agricoltori non penso che a loro serva il contributo di 1.000 o 1.500 euro della vacca da latte che è stata uccisa. Serve tranquillità e serve la possibilità di fare agricoltura su un settore oggi sempre più difficile farlo, che è la zona di montagna, e quindi le malghe servono agli agricoltori per far tutto quanto questo. Se non vogliamo questo, continuiamo con la fauna selvatica e dopodiché vediamo quale agricoltore sarà in grado di andare a fare ancora attività agricole, quindi mantenere i pascoli, mantenere i prati, mantenere il paesaggio su un'area importante, particolare, qual è quella di montagna. Noi, quindi un problema abbastanza grossetto però per chi lo affronta, questo senza dubbio. Andiamo a cambiare tema, lasciando in sospeso questa questione. Leggiamo anche un messaggio prima: le donne sul lavoro non fanno perdere tempo a nessuno e prendono decisioni più velocemente. Allora il messaggio ci ha allacciato all'altra tematica: dovete decidere rapidamente per non perdere tempo, perché siete anche madri. Sì, sì, siamo madri. E questo lo sottolineo perché, nel senso che lo Stato non ci dà i mezzi, no? Tante volte la donna deve fare delle scelte, no? E non è giusto, nel senso che noi, come le donne imprenditrici anche nei vari settori, ad esempio anche la gravidanza, ci viene riconosciuta solo la maternità obbligatoria, che sono i classici 5 mesi, no? E con, a livello economico, proprio un apporto economico insufficiente neanche per farci sostituire, e questa secondo me è una cosa gravissima. Quindi dovete continuare a lavorare chiaramente fino al giorno prima e riniziare il giorno dopo praticamente, e senza contare che non viene riconosciuta neanche la maternità a rischio, e quindi siamo in difficoltà da questo punto di vista, e lo Stato davvero deve darci i mezzi, è fondamentale. Quindi che riguarda un po' in generale per le imprenditrici questo discorso, no? Sì. Quindi è un po' in genere, voi siete imprenditrici nel settore agricolo, ma siete imprenditrici, sì, quindi sì, libero-professioniste con tutti i rischi dell'attività, e in più attività anche a casa, domestica, che è impegnativa sostanzialmente, no?
Eh sì, chiaramente, come ho detto prima, siamo un po' di multitasking, dobbiamo fare un po' tutto. Infatti anche dopo la pandemia le imprese femminili sono quelle che ne hanno risentito un po' di più, insomma, perché sono state un po' di aziende parecchie aziende che insomma hanno chiuso proprio per questo motivo, perché non riuscivano proprio nella gestione lavoro-famiglia. Però adesso fortunatamente siamo in ripresa. Questa è una cosa importante. Sì. Peraltro abbiamo detto maternità, però anche assistenza alle persone anziane della famiglia. Sì, anche il congedo parentale non è previsto per noi, quindi se un parente disabile o ha bisogno, insomma, non è previsto un aiuto. A proposito di aiuto, parlavamo prima di personale carente, se poi l'attività agricola volge verso l'agriturismo, sì. ai noi sono dolori e non solo, sì, anche la ricettività, vero? Ancora. Infatti, anche noi in agriturismo, nelle aziende multifunzionali, ormai la donna fa un po' di tutto, no? Soprattutto perché il personale non c'è, anche chi lavora nella ristorazione prettamente fine settimana, una volta magari c'erano gli studenti universitari che arrotondavano così, invece adesso non c'è più questa realtà. È una grave mancanza, quindi siamo tutti alla ricerca, non c'è azienda che conosca che non ha questo problema. Ma è perché perché è un lavoro poi che sarebbe saltuario, giusto? Sì, appunto secondo me, soprattutto nei lavori tra virgolette saltuari, tante volte anche lo studente potrebbe magari fare. Ma cos'è che lamentano? Non vogliono farlo perché quell'orario non è compatibile oppure la retribuzione non è ritenuta? No, assolutamente non è per via della retribuzione. Secondo me è proprio a livello di sacrificio, perché ormai il fine settimana le persone, soprattutto i giovani, non vogliono impegnarsi, nel senso che magari lo fanno un mesetto, 1 o 2 mesi per avere un determinato obiettivo, però a noi serve comunque una figura costante. Anche perché nel momento che una persona si impegna, gli fai una formazione e dopo del più bello se ne va via. Sì. Ai noi. È un problema trasversale questo, Antonini, quindi resta sia per il settore che ci sia un'imprenditrice donna in azienda, ma anche gli imprenditori uomini, quindi non c'è costanza. Cos'è? Manca la PIL dell'agricoltura, eppure anni fa avevamo detto che tanti volevano diventare imprenditori agricoli, no? Sì, no, ma in effetti quando sentiamo in qualche altre discussioni ci sono molte appeal sul settore agricolo, poi esatto. se andiamo a vedere poi effettivamente, perché un conto è il settore agricolo è un settore difficile, lo dimostra il mio presidente, cioè, settore difficilissimo, ci vuole molto sacrificio, molta passione, ma soprattutto imprenditoria oggi nel settore agricolo. Sono circa 70.000 le nostre aziende nel Veneto, ma di queste 70.000, 40.000 sono professionali, quindi hanno necessità di avere anche strumenti professionali e quindi su questo la politica, ma soprattutto anche l'imprenditoria delle nostre aziende deve avere un elemento importante. E poi, vede, quando si parla del settore agricolo si parla sempre della produzione di prodotto, perché noi per prima cosa produciamo prodotti sani, genuini ed altri, però noi siamo anche, tuteliamo il territorio, tuteliamo l'ambiente e questo in parte non ci viene riconosciuto. Ecco, l'altro elemento importante è in questo, e quindi nel momento in cui si fanno queste politiche generali, ma soprattutto si fanno politiche del territorio, devono tener conto anche di questo. Quindi un settore agricolo importante che fa sì produzione, ma fa anche ambiente e territorio, che serve anche soprattutto per il turismo, che è l'altro aspetto importante anche per la regione. Assolutamente sì. I pescatori sono i nuovi spazzini del mare, gli agricoltori invece tutelano l'ambiente e rendono sano l'habitat, proprio quello che stava dicendo il direttore. Mentre chi fa i soldi veri di questo non interessa niente, anzi inquinano il mondo con le loro fabbriche e lasciano solo residui inquinanti, ma fanno i soldi, con i soldi governi il mondo. Ai noi. Tra l'altro, appunto, accennato il discorso dei pescatori, parleremo magari in un altro appuntamento, il discorso della pesca, siamo stati anche sollecitati a farlo per capire un po' qual è il punto della situazione. Sì, lo facciamo volentieri con la nostra associazione Pescagri, quindi del Veneto, e quindi lo facciamo molto volentieri, la prossima volta lo facciamo soprattutto sulla questione della pesca. E i prezzi, che mi è stato anche chiesto, molti hanno fatto dei commenti al riguardo, prezzi in aumento? Sì, guardi, i prezzi sono sempre in aumento. Innanzitutto, anche qua 3 secondi per dire cosa. Per dire che
quando si aumentano i prezzi nel scaffale, non è che aumentano i prezzi per gli agricoltori, cioè il prezzo del prodotto agricolo rimane pressoché invariato. Oggi fatto 100, solo il 10% va al settore agricolo, quindi i prezzi dell'agricoltore per produrre i prodotti sono aumentati, ma nel momento in cui aumentano non è che noi aumentiamo il prezzo della vendita, il nostro prezzo di vendita rimane quasi uguale a quello precedentemente a questo prezzo in cui c'è stato questo aumento, e questo è l'altro aspetto negativo. Se noi non valorizziamo questo e se non mettiamo in campo quelle politiche che diano la possibilità agli agricoltori di avere certezza sul prezzo di vendita del loro prodotto, è un bel problema, perché gli agricoltori non possono rimanere sotto costo, non possono produrre un prodotto al di sotto dei costi di produzione che loro hanno, perché questo è il punto, e quindi va in difficoltà un settore, va in difficoltà un'intera filiera, e quindi ecco, su questo dobbiamo mettere in campo quelle politiche che diano la possibilità alle aziende di percepire un reddito equiparato. Però è stato riscontrato, seguivo anche dei servizi stati fatti a livello nazionale, ma anche nei nostri mercati locali, aumenti comunque di prezzi e crollo di vendite. Generalmente la nostra signora Maria, purtroppo nel momento in cui l'inflazione galoppa al 10%, il costo dell'energia abbiamo visto che costi ha, e le bollette quando arrivano, evidentemente nel momento in cui va a comprare nei vari mercati, anche nei mercati agricoli, ci siamo accorti anche nei nostri mercati agricoli, c'è comunque una flessione per quanto riguarda l'acquisto dei nostri prodotti. Ma perché? Perché è una flessione complessiva, cioè, il problema oggi è il problema della spesa, il problema dell'inflazione, che è un problema generale dei nostri consumatori, soprattutto delle fasce più deboli. Assolutamente. Allora affronteremo anche altre tematiche poi in prosieguo. Io intanto vi ringraziamo Michela Brogliato, Presidente Donna in Campo della CIA del Veneto, grazie di essere stata qui con noi, aver aperto questa breccia che speriamo che sia anche continuativa sul mondo dell'imprenditoria femminile in agricoltura. Come sempre Maurizio Antonini, direttore CIA del Veneto, di averci supportato e approfondito anche il tema della siccità. Voi come sempre continuate a scriverci, a sollecitarci nelle diverse tematiche, rivolgetevi alla CIA del Veneto per tutte le altre questioni, per assistenza di vario genere. Poi parleremo anche di assistenza in ambito fiscale, poi si avvicinerà il periodo, sarà il caso di ricordarlo, che CIA fornisce anche questo tipo di attività con gli anziani, pensionati e quant'altro. Grazie e buon proseguimento, guardate la nostra puntata in replica sul sito internet.